Sì, grazie Presidente. Sono costretto a tornare sull'argomento della realizzazione dell'elettrodotto Udine-Re di Puglia, Presidente, perché passano i giorni, noi stiamo osservando e controllando quelle che sono le osservazioni alla procedura di VIA che è stata riniziata da parte di Terna SpA per tramite dei ministeri competenti, però non vediamo ancora le osservazioni della Regione per le motivazioni che già sostenevo qui nella scorsa seduta, ovvero la Regione aveva preso uno specifico impegno affinché le nuove opere riguardanti anche la rete elettrica fossero interrate. Quello che ha presentato Terna di nuovo dopo un bel po' di anni è esattamente lo stesso progetto che aveva già ottenuto un'autorizzazione e anche una compatibilità ambientale che, come sappiamo, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima, e quindi non capiamo perché ci sia questa inerzia da parte dell'amministrazione. Non lo capiamo anche perché il testo prodotto è, a nostro avviso, completamente insufficiente, non tiene minimamente conto di quelle che sono le indicazioni del Consiglio di Stato, non tiene minimamente conto delle motivazioni per cui quella sentenza è stata emessa e, a nostro avviso, ci esponiamo a numerosi nuovi ricorsi per le stesse motivazioni che hanno già visto bloccare quest'opera. Allora, siccome qui c'è già stato una perdita di tempo che, come dicevo l'altra volta, non può essere imputata ai cittadini, ma può essere solo imputata a questo voler fare le cose in Italia con arroganza, perché non ho altri termini con cui potermi esprimere in questo caso, chiedo alla Regione se in questi ultimi 2 o 3 giorni di tempo avremo la possibilità di leggere anche le proprie osservazioni, per chiedere che questa non diventi un'autorizzazione ambientale, ma diventi veramente una valutazione di impatto ambientale, e la differenza ovviamente è sostanziale. Prego, Assessore Vito. Pregiatissimo Consigliere, successivamente alla sentenza 3652 del 2015 del Consiglio di Stato, in data 17 febbraio 2016, il Ministero dell'Ambiente ha dato avvio alla procedura di VIA relativa all'elettrodotto in oggetto, nella quale la Regione interviene con l'adozione del parere regionale di cui all'articolo 25,3 del decreto legislativo 152 del 2006. Il Ministero, responsabile del procedimento di VIA in questione, ha precisato che la rinnovazione del procedimento, da riattivarsi nel rispetto di tutte le formalità previste dal titolo secondo della parte seconda del decreto legislativo 152 del 2006, di tutte le garanzie di informazione e partecipazione, consiste fondamentalmente nell'acquisizione di congruo e motivato parere del MIBAC sulla base del nuovo esame del progetto per la parte interessata dall'annullamento. Contestualmente è necessario procedere a una valutazione attualizzata dell'impatto ambientale delle opere, quantomeno nelle aree di interesse della rinnovazione del procedimento. Questa amministrazione, preso atto di quanto comunicato dal Ministero, ha avviato la propria istruttoria finalizzata ad analizzare esclusivamente gli impatti ambientali correlati alle variazioni progettuali e le condizioni di stato delle componenti ambientali intercorsi tra l'attuale progetto esecutivo e il progetto valutato con decreto ministeriale di compatibilità numero 411 del 21 luglio del 2011. In merito alle opzioni progettuali alternative atte a limitare l'impatto territoriale dell'opera, ai danni e alle attività produttive cui si facendo nella IRI, si ricorda che l'istruttoria tecnica della Commissione Via Statale di data 16 settembre 2010 si era conclusa con parere favorevole al progetto di elettrodotto senza la soluzione interrata. Poiché, secondo le indicazioni ministeriali, vengono mantenute salve le valutazioni ambientali già effettuate sul progetto relativo alla precedente procedura di VIA, non risultano pertanto oggetto di nuova verifica gli aspetti relativi ad analisi di possibili alternative progettuali. Tra i vari pareri sono pervenuti anche quelli di alcuni comuni, che l'amministrazione regionale avrà cura di sottoporre all'attenzione del Ministero competente. Parola al consigliere Sergo per la replica. Sì, grazie Presidente.
Diciamo che non mi ritengo soddisfatto della risposta, perché ovviamente non è quello che avremmo voluto sentirci dire. Il problema, Assessore, qui è unico. Io le leggo solo quello che prevede la procedura di valutazione impatto ambientale, che, come bene ha ricordato lei, il 17 dicembre scorso il Ministero ha chiesto a Terna ha chiesto una nota, appunto, che si procedesse a una nuova valutazione di impatto ambientale. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve assicurare che per ciascun progetto siano esplicitate le principali ragioni della scelta fra le alternative proposte dal committente. Allora io le torno a chiedere quali sono le alternative proposte dal committente in questa nuova procedura di valutazione di impatto ambientale. Cioè è incredibile. Come fa un Ministero a dare una valutazione di impatto ambientale se deve dare le ragioni della scelta fra le alternative proposte e le alternative non ci sono? Cioè, questo sinceramente io non capisco perché dovete accanirvi in questo modo, rispondere, poi vi offendete se qualcuno parla di poteri forti e a chi rispondete, perché se non rispondete neanche alle leggi e neanche a quello che prevedono le procedure, si è parlato si è chiesto di rifare una valutazione di impatto ambientale, io non lo so, e come mai vi ostinate a dire era già stato fatto. I ministeri stessi, c'è una sentenza del Consiglio di Stato che dice che quel procedimento è legittimo, voi fate salvo quello che prevedeva il procedimento precedente, che tra l'altro non prevedeva alternative progettuali. È stato censurato dal Consiglio di Stato, per voi è come se nulla fosse. Non ho parole.